Chi mi conosce sa che da anni la mia passione che ci metto in questo settore e ho notato, sto notando, che sempre più persone addetti al settore, come vogliamo chiamarli, non lo so, si stanno affacciando a questo mestiere grazie all'avvento di principalmente tecnologie smart e lo fanno però non conoscendo le tecnologie di rivelazione. Quindi, in particolare, questa sera vorrei concentrarmi su questo, ovvero basta davvero poter installare un impianto per dire di aver fatto sicurezza, per dire di aver fatto un impianto di allarme o antifurto, che dir si voglia, chiamiamolo come vogliamo. Buonasera ai nuovi arrivati. E... Oppure un'altra bella domanda, nel 2025 possiamo ancora parlare di sicurezza e installare infrarossi passivi? Agli infrarossi passivi io ci metterei vicino anche il RID come tecnologia, però è un mio punto di vista e sono fondamentalmente convinto di questo, che alcune tecnologie di rivelazione come il RID appunto o come l'infrarosso passivo dovrebbero appartenere al passato e non solo dovrebbero appartenere al passato, ma dovrebbero essere quasi inutilizzate almeno da chi vuole, si spaccia o si presenta come tecnico di sicurezza. Dico questo perché nel mercato ci sono molte tecnologie che oramai hanno sorpassato dal punto di vista della sicurezza offerta, dal punto di vista della sicurezza garantita, appunto l'infrarosso passivo e il RID. Prendo queste due tecnologie come esempio, non voglio dire che non si possano usare, voglio dire che non si dovrebbero usare prese singolarmente, poi vediamo che cosa intendo eventualmente. E il problema è che questi sistemi smart come gli hub eh, f- eh, fondamentalmente wireless non possono utilizzare altre tecnologie, ovvero non posso installare un hub e montare una microonda perché non è la microonda è una tecnologia che non posso utilizzare wireless e il RID di contro è ancora troppo usato perché costa poco. E allora, se noi facciamo questo lavoro o vogliamo fare questo lavoro, dovremmo, dal mio punto di vista, differenziarci da chi fa quest'altro lavoro, ovvero montare apparecchiature obsolete pur di vendere qualche cosa. Il problema qual è? Il problema è che il cliente, i nostri clienti, non sanno che cosa stanno acquistando, perché noi siamo i tecnici, noi siamo coloro che dovrebbero spiegare queste differenze, solo che se lo facciamo poi diventa difficile andare a vendere l'impianto. È vero o non è vero? Ammetto gli altri ospiti che stanno arrivando. Buonasera a tutti. E quindi come ce la caviamo da questa impasse? Questa vorrebbe essere una domanda alla quale vorrei che rispondeste voi, ma poi eventualmente, insomma,
potremmo intervenire un po' alla volta, a turno, e dire la nostra. Mi piacerebbe proprio avere il vostro punto di vista su questo. Tornando al discorso della microonda, la microonda, perché credo che tutti sappiate che cosa vuol dire lavorare con una microonda pura. Credo che tutti sappiate la differenza tra una microonda pura oppure un radar e un infrarosso passivo. Credo che tutti qui, non ho fatto un sondaggio per capire a che livello sono tutti i partecipanti, ma credo che tutti dovrebbero sapere. Chi non lo sa, scrivetelo magari in chat, così poi affrontiamo l'argomento. La differenza tra un infrarosso passivo e un radar. Credo che tutti dovrebbero sapere che cos'è un radar, perché vedo ancora parecchia confusione, ovvero vengono chiamati radar i normali rivelatori, un rivelatore infrarossi passivi o un rivelatore a doppia tecnologia viene ancora chiamato radar, quando tutti, almeno gli addetti al settore, dovrebbero sapere che radar è un acronimo che significa Radio Detection and Ranging in inglese, ed è una tecnologia basata sulla microonda, quindi se un infrarosso passivo non può essere chiamato radar, se è un doppia tecnologia non può essere chiamato radar, a volte nemmeno se è una microonda può essere chiamata radar, proprio perché la tecnologia di rivelazione della microonda e di analisi della frequenza che ritorna nell'antenna della microonda a determinare il radar, il radio detection and ranging. Che cosa significa? Significa che fondamentalmente il nostro rivelatore deve poter analizzare la frequenza che torna nell'antenna per determinare la grandezza dell'oggetto che ha perturbato la sua zona di copertura. Questo torna utile anche per che cosa? Per determinare il PET immune reale. Scusate, continuo ad ammettere ospiti. Quindi, perché sia un radar, appunto, deve essere sì basato sulla microonda, ma deve essere una microonda dotata di algoritmi, di processori, eccetera, in grado di analizzare il campo di ritorno. Questo come si chiama? Questo si chiama effetto Doppler, proprio come quello dell'ospedale, giusto per fare un esempio stupido, banale, perché appunto viene misurata la quantità e la variazione di frequenza in realtà della microonda che torna nell'antenna.